Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con l'emergenza coronavirus. I ricoveri in Lombardia cominciano a frenare, ma il numero di decessi resta molto alto. Su scala regionale si contano infatti altre 100 vittime soltanto nella giornata di ieri, mentre in provincia di Varese i morti sono stati 23 negli ultimi 2 giorni. Sempre sul territorio provinciale, il comune che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi positivi è stato Busto Arsizio con 96 contagi, accertati sempre soltanto nella giornata di ieri. Intanto all'ospedale di Circolo un varesino guarito dal coronavirus ha donato 2 ecografi portatili in segno di gratitudine. A tutti questi temi è dedicato ampio spazio sul giornale di oggi, disponibile in edicola e sui supporti digitali. E adesso un'ultima ora che arriva da Quinzano di Sumirago. Un bambino di 9 anni è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere caduto dal balcone di casa. Il piccolo stava giocando sul terrazzo al secondo piano quando, per cause da chiarire, ha superato la ringhiera e ha fatto un volo di circa 6 metri. E tutti i dettagli sono già disponibili su Prealpina.it. Passiamo ora alla cronaca. A Varese i vigili del fuoco ieri sera sono stati impegnati a gestire 2 interventi. Il primo a Masnago per un principio di incendio divampato all'interno di una pizzeria fra via Caracciolo e via Amendola. Nessuno è rimasto ferito e le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo. Il secondo invece è stato in via Oriani ad Avigno ed è stato più grave. Qui ad andare a fuoco è stato il tetto di 2 abitazioni. Una copertura è stata completamente distrutta con la casa dichiarata inagibile, mentre l'altra soltanto parzialmente. I 4 residenti hanno dovuto quindi trovare ospitalità per la notte e sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le cause dell'incendio. All'aeroporto di Malpensa, personale dell'Agenzia delle Dogane ha intercettato circa 60 kg della cosiddetta droga degli sciamani. Si tratta di una sostanza concentrata in alcune piante, tra cui le mimose, che provoca effetti allucinogeni. Il carico viaggiava dal Brasile ed era destinato alla Puglia, ma è stato fermato durante il passaggio allo scalo della Brughiera. Sono in corso indagini per individuare destinatario emittente del pacco e per adesso l'inchiesta procede a carico di ignoti e tutti i dettagli sono già disponibili su Prealpina.it. Spostiamoci ora a Legnano per un servizio sui finanziamenti agli impianti sportivi realizzato dal collega Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Il Comune mette mano ai campi sportivi della città. Come promesso, l'amministrazione di Lorenzo Radice ha stanziato una somma considerevole, circa 1 milione di euro, per mettere mano agli spogliatoi del campo di via Bissolati, dove ci troviamo adesso, e il campo di via della Pace, che sarà trasformato in una cittadella dello sport. Interventi saranno fatti anche in via dell'Amicizia. Gli spogliatoi qui in via Bissolati come in via della Pace erano ormai praticamente inagibili. Il Comune ha deciso per una soluzione drastica, raderli al suolo e rifarli dalle fondamenta, tutto nuovo per le società sportive della città. Chiudiamo con lo sport, pallavolo femminile, sconfitta in Toscana e stagione finita per l'UIBA Busto Arsizio. In gara 2 dei quarti di finale dei playoff la necessaria vittoria contro Scandicci non è arrivata. Le farfalle sono state brave a rimontare sull'iniziale 2-1 portandosi sul 2-2, ma poi nel tie break non c'è stata storia e si è chiuso 15-7. E il videocommento alla partita è già disponibile sul nostro sito. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19, una buona giornata.